Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È stata approvata ieri sera dal Consiglio regionale l'estensione fino a 3 mandati per i sindaci dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Per le realtà con meno di 1.000 residenti cade ogni vincolo temporale. Questi verdetti al termine di un'accesa discussione in aula. Via libera al terzo mandato dei sindaci nei comuni fino a 5.000 abitanti, mentre per i municipi ancora più piccoli, al di sotto dei 1.000 residenti, non ci sarà più alcun limite. Sono queste le due principali novità introdotte dal Consiglio regionale, passate a netta maggioranza al termine di una lunga e accesa discussione sul capo quarto del DDL Omnibus. L'assessore alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha spiegato che con queste norme ci si adegua a quanto già deciso a livello nazionale sui comuni fino a 5.000 abitanti, mentre la liberalizzazione dei mandati nei microcomuni rappresenta la risposta alle difficoltà di trovare candidature nelle piccole realtà. Critiche le opposizioni, in particolare il PD, che ha lamentato il poco tempo messo a disposizione per una questione così importante. Fratelli d'Italia ha votato la norma, ma auspica la cancellazione del limite di mandato per tutti i comuni. Il Patto per l'Autonomia ha dato il via libera al terzo mandato, ma non alla caduta del vincolo per gli enti sotto i 1.000 abitanti. Gli altri gruppi di minoranza hanno espresso un voto contrario, mentre il PD ha deciso di non partecipare al voto. Il Movimento 5 Stelle ha posto anche il problema della polverizzazione dei comuni, sostenendo che i sindaci a volte finiscono per diventare una sorta di amministratori di condominio. In aula si è parlato anche della nuova legge elettorale regionale. L'assessore alle autonomie locali ha più volte ribadito di aver invitato le opposizioni a riscrivere insieme le regole partendo da un foglio bianco. Il PD ha risposto che non sarà possibile alcuna discussione se la base di partenza sono liste e listini bloccati, eventualità tuttavia smentita dalla Giunta. Confindustria Udine ha ospitato per la prima volta in Friuli Jan LeCun, uno dei maggiori esperti di robotica del mondo, ora al lavoro con Facebook e WhatsApp per arrivare all'obiettivo di permettere alle macchine di imparare. È Jan LeCun l'ospite d'onore del quarto appuntamento di Confindustria Udine Academy, organizzato a Palazzo Torriani ed aperto al pubblico. LeCun è uno dei maggiori esperti di machine learning e di robotica mondiali, al lavoro per Facebook e WhatsApp. È una persona di rilevanza strategica internazionale nel vero senso della parola. Possiamo dire che è uno di quei pochissimi plasmatori del nostro futuro. Diciamo che senza di lui oggi il mondo non sarebbe quello che è. The next challenge is to get machines to learn a little bit like humans. La prossima sfida sarà quella di far imparare le macchine, un po' come se fossero animali o umani. In questo momento il motivo per cui si parla tanto di intelligenza artificiale ora e negli ultimi 10 anni è perché siamo riusciti a far imparare alle macchine invece che programmarle, ma il modo in cui le macchine ora imparano non è neanche lontanamente paragonabile a quanto possono fare gli umani e gli animali. I prossimi passi saranno capire come ridurre questo gap, in modo che possano ottenere una sorta di buon senso. Questo è l'argomento su cui sto lavorando ora, come tante altre persone. E quanto manca? We don't know. Non lo sappiamo. Potremmo avere delle rivelazioni nei prossimi 2 o 5 anni, oppure mettercene 10 o 20. La mia previsione però è che vedremo progressi importanti nei prossimi 5 anni. I think we're going to see some major progress over the next 5 years. L'uguaglianza di genere come strategia aziendale, quanto succede alla Danieli di Butrio, dove sono state messe nero su bianco le azioni da mettere in campo affinché l'ambiente di lavoro sia focalizzato sul power of equality. Il Consiglio di amministrazione della multinazionale di Butrio ha infatti recepito il Gender Equality Plan per il periodo 2022-2024 che formalizza le azioni strategiche per raggiungere l'uguaglianza di genere. Si procederà a valutazione di impatto di procedure e pratiche per identificare pregiudizi, si individueranno e implementeranno strategie innovative per correggere eventuali pregiudizi e si definiranno obiettivi e sistemi di monitoraggio degli indicatori di parità. Danieli è una delle aziende firmatarie in Italia dell'United National Global Compact, l'iniziativa globale delle Nazioni Unite per il raggiungimento di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Il quinto è relativo proprio alla parità di genere. Danieli in particolare ha definito 5 aree strategiche di intervento, identificando obiettivi, azioni
alcuni attori responsabili della loro attuazione. Si tratta della selezione e progressione di carriera, dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, della parità nella leadership e nei processi decisionali. Altre aree strategiche sono la cultura inclusiva e misure contro la violenza e le molestie di genere. Migliora in regione la situazione Covid in regione sia sul fronte dei contagi che relativamente all'occupazione degli ospedali. Frenano però le vaccinazioni. Sono tutti in miglioramento gli indicatori sull'andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia, dove nell'ultima settimana i nuovi contagi da Covid sono diminuiti del 34,4%, 5 punti percentuali in più rispetto alla media italiana. Migliorano anche i dati sull'occupazione dei posti letto Covid negli ospedali, 9% nelle aree mediche, 1,1% nelle terapie intensive. Anche in questo caso la situazione è migliore rispetto alla media italiana, dove le percentuali sono rispettivamente 9,7 e 3,1. Nella nostra regione i casi diminuiscono in maniera importante in tutte le province, dal 40% di quella di Udine fino al 22% di Trieste. I casi positivi ogni 100.000 abitanti sono 1.744, in discesa ma al di sopra della media italiana di 1.370. Questo è il quadro aggiornato che emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, la quale però sul fronte delle vaccinazioni segnala come in un mese siano raddoppiate a livello nazionale le persone scoperte con la terza dose, sono oltre 4 milioni. Per la quarta dose frenano le somministrazioni, con una copertura al 30% per gli immunocompromessi e al 14% per gli altri fragili. Quanto alla situazione delle ultime 24 ore, in Friuli Venezia Giulia si segnalano 382 nuovi casi Covid a fronte di 6.031 test effettuati e una vittima a Pordenone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, mentre i pazienti accolti in altri reparti sono 99. Continua la lotta del Comune di Udine contro la droga e i luoghi di spaccio. Nei prossimi giorni sarà completamente sigillata la scalinata che conduce al sottopassaggio che collega Viale Europa Unita a Via della Cernaia. L'accesso allo stretto tunnel, già sprangato e interdetto al pubblico circa 5 anni fa, da tempo era ormai diventato un luogo di ritrovo per tossicodipendenti e sbandati. Ogni giorno, nonostante le pulizie, i gradini venivano ricoperti da rifiuti, tra i quali siringhe, lattine di birra, stagnole e anticoncezionali. La situazione è già segnalata dai residenti e dai commercianti di Borgo Stazione ha messo in moto l'amministrazione. Dopo il vertice che si è tenuto martedì tra Comune, Polfere e Friuli dello Stato, ieri si è svolto un sopralluogo per definire le linee di intervento. Oltre all'assessore alla sicurezza Ciani, all'ispezione hanno partecipato i referenti della Polizia Ferroviaria, del Servizio Manutenzione del Comune di Udine e della Polizia Ambientale. Proprio l'esponente della Giunta, Fontanini, ha spinto per eliminare definitivamente quello che ha definito uno scempio. Serve risolvere alla radice il problema, ha riferito Ciani a Telefriuli. Sigilleremo definitivamente la scalinata con una copertura orizzontale che impedirà l'accesso e il bivacco alle persone. La grande casa dello studente di Viale Ungheria a Udine non ospiterà più universitari. A riferirlo è stata l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, che rispondendo ad una interrogazione ha evidenziato che la Regione sta prendendo in esame altre ipotesi da attivare con i fondi del PNRR. Per funzionare l'immobile chiuso dal 2017 risalente agli anni 70 dovrebbe raggiungere un indice di vulnerabilità pari a 1, come previsto per gli altri istituti scolastici. L'intervento di adeguamento sismico però si è rivelato troppo costoso. Da qui la decisione di ricorrere ad altre soluzioni economicamente più sostenibili e alla costruzione di nuovi alloggi in aree più funzionali. Al vaglio dell'amministrazione regionale c'è ora la creazione di 90 posti letto nel comprensorio dei Rizzi, con l'edificazione di un ulteriore fabbricato in prossimità della casa dello studente Nova Domus Utinensis. Il costo stimato è di 9 milioni di euro. I disegni dei migranti raccolti lungo le principali rotte europee sono l'oggetto di una mostra allestita nella splendida cornice dell'ospitale di San Giovanni di Gerusalemme a San Tommaso di Maiano. Si chiama Va tutto a rotoli. 7 anni di storie raccolte lungo le principali rotte migratorie europee, oggi diventate oggetto della mostra d'arte Va tutto a rotoli, allestita all'ospitale di San Giovanni di Gerusalemme a San Tommaso di Maiano, ove rimarrà aperta sino al 5 giugno con orari visite fissati nei fine settimana. Commessa a punto di Eva Comuzzi, la mostra comprende 7 rotoli di carta lunghi 30 metri ciascuno, sui quali il collettivo Menti Libere assieme all'artista Tommaso Sandri hanno raccolto
dal 2015 disegni di migranti incontrati lungo le principali rotte dell'immigrazione europea ed extraeuropea. Va tutto a rotoli è il primo appuntamento del progetto Migrar, ovvero l'arte come incontro, con l'associazione Menti Libere impegnata nell'organizzazione di rassegne e residenze d'arte grazie al sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con molti partner del territorio regionale. Nel 2015 il collettivo di Menti Libere Tommaso Sandri, Alessandro Sandri e Paolo Tavani sono partiti dal Friuli da sempre crocevia di popoli, giungendo al confine turco-siriano in 3 mesi. Durante il viaggio i rotoli di carta dei pennarelli colorati sono stati il mezzo di comunicazione con le persone incontrate, oltre che un immediato kit di sollievo in quelle situazioni drammatiche per piccoli ed adulti. Negli anni a seguire Menti Libere ha esportato il format del rotolo intraprendendo altri viaggi dal sud Italia a Calais e più di una volta in Bosnia. L'ultimo progetto del 2020 è un viaggio in Mali, da anni sconvolto da un conflitto interno velato da interessi globali. Come rileva Tommaso Sandri, l'ospitale di San Tommaso non è una scelta casuale, trattandosi di una struttura che risale alla fine del XII secolo, sorta per ospitare pellegrini e viandanti, e i 7 rotoli della mostra trasudanti di storie ed emozioni, sogni e paure rappresentano un'egalitaria narrazione dei lati intimi e personali delle epopee migratorie che caratterizzano il nostro tempo. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità l'appuntamento con In Giro e subito dopo con A Voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.